Travolto due volte da due automobilisti, il primo dei quali non si è fermato a prestargli soccorso mentre in sella al suo scooter percorreva via Argine San Marco, la strada che da Musile si congiunge con Fossalta. È morto in seguito alle gravi ferite riportate il 46enne Claudio Cibin, originario di Musile e residente da anni con la famiglia nella frazione di Millepertiche. Il 46enne, alla guida del suo motorino alle 2 di notte, è stato dapprima tamponato da un Audi A4 e poi travolto da una Mitsubishi che sopraggiungeva dalla parte opposta della careggiata in direzione 90 e il cui conducente non si è accorto in tempo del corpo a terra, fermandosi tuttavia a prestare soccorso. I tentativi però sono risultati vani. La ricostruzione che a me è stata riferita è questa: una prima autovettura ha tamponato il povero Claudio e l'autovettura che sopraggiungeva successivamente lo ha investito, causandone presumibilmente la morte. In un primo momento il primo investitore si era allontanato dal luogo dell'incidente. Solo nella notte il primo automobilista che ha tamponato il 46enne è stato rintracciato dagli uomini dell'Arma. Claudio viveva con la madre di 95 anni e lascia una sorella e un fratello. Le condoglianze, sicuramente l'amministrazione è vicina alla famiglia, mi dispiace veramente anche per le modalità con cui è successo questo incidente. Difficile stabilire se Claudio Cibin sia deceduto sul colpo in seguito al tamponamento o per le ferite riportate dall'auto che lo ha investito quando era a terra. Le ipotesi di reato per entrambi gli automobilisti sono di omicidio stradale, con la possibile aggravante per il primo dell'omissione di soccorso. Ora l'indagine è affidata alla magistratura.